Cari telespettatori, ben ritrovati con l'FNP CISL. Parliamo di rivalutazione delle pensioni e di previdenza. Cosa è successo, sta succedendo, anzi succederà con il 2025 per i pensionati? A che cosa bisogna porre attenzione e soprattutto a che cosa pone grande attenzione il sindacato dell'FNP CISL? Perché questo è un altro aspetto molto importante per tutelare i pensionati. Ne parliamo con i nostri esperti e allora non poteva mancare Giancarlo Pegoraro, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie dell'invito. Segretario regionale FNP del Veneto, supportato da Francesco Bisognano, che è coordinatore del Dipartimento sui temi previdenziali dell'FNP del Veneto e attivo da poche settimane su questa tematica perché è molto tecnico e preparatissimo. Grazie di essere qui anche a lei, assolutamente. Grazie. Sì. Allora, inquadriamo un po' la situazione, abbiamo anche delle slide di supporto con le quali intanto vediamo quanti e quali sono i pensionati nella nostra regione. Allora, segretario. Allora, intanto partiamo da un presupposto che è ampiamente conosciuto, ma è bene ricordarlo. Noi oggi parliamo solo di pensioni, di rivalutazione, dicendolo in italiano semplice. Però la rivalutazione delle pensioni, ma le pensioni in generale, sono sempre dentro alla legge finanziaria di ogni anno. E voglio ricordare che le leggi finanziarie del nostro Paese da decenni sono leggi finanziarie che difficilmente danno qualcosa a tutti o danno di più a chi ne ha bisogno come principio. Perché? Perché abbiamo un debito pubblico altissimo, l'evasione fiscale, eccetera. Però oggi restiamo nell'ambito della rivalutazione delle pensioni. Allora noi come CISL, come pensionati della CISL, abbiamo insistito anche questo anno che ci sia intanto la rivalutazione, ovvero la perequazione delle pensioni, soprattutto intera per le fasce più bisognose, cioè le fasce più fragili. Per dare un numero che si è intravisto un attimo prima nella slide, sì. Noi in Veneto abbiamo sostanzialmente 1,5 milioni di pensionati, 1,3 milioni circa. Il 73% circa di questi pensionati sono dentro a quelle soglie che noi definiamo a copertura totale di inflazione. È evidente poi... Cosa vuol dire copertura totale di inflazione? Cioè che le pensioni vengono rivalutate al 100% con l'inflazione che, ricordo però, programmata dal governo. Certo. E che per il 2025, ma lo vedremo dopo, è dello 0,8%, quindi, come dire, un innalzamento molto semplice, certo, chiamiamolo così con un eufemismo, ma che sul principio copre le nostre richieste. Il resto delle persone che resta fuori, quindi il 27% teorico del Veneto che resta fuori non dalla rivalutazione tutta, ma da una rivalutazione parziale che viene sostanzialmente inserita dopo le 4 volte il minimo. Però questo per dire cosa? Che quest'anno siamo riusciti a ripristinare il principio che era stato inserito dal governo Draghi e che diceva sostanzialmente la rivalutazione delle pensioni è su 3 fasce e quindi la vediamo dopo. Per noi questo, ripeto, al di là della quantità, è un risultato sul principio che le pensioni devono essere sempre e comunque rivalutate perché per noi è la nostra contrattazione con lo Stato in questo caso. Noi se fossimo in un'azienda fai la contrattazione aziendale, noi facciamo la contrattazione con lo Stato. Anche su questo è bene fare chiarezza per quanto ci riguarda come CISL, che ci riteniamo un sindacato che lavora sulle questioni di cui stiamo parlando. Dal 2011 qualsiasi governo è intervenuto ha agito con facilità, perché è la strada più facile, su quelle che sono state le pensioni, cioè dove c'era bisogno di pescare risorse, la facilità era il bancomat dei pensionati, come si dice.
Quindi non è una questione di questo anno, è dal 2011 che succedono queste cose. Quest'anno siamo riusciti a ripristinare il meccanismo delle 3 fasce che vedremo e che spiega, ripeto, non tanto oggi la quantità, ma il principio. Faccio un'affermazione banale: avessimo avuto solo 2 anni fa il discorso delle fasce di Draghi, con l'inflazione alta che avevamo, noi avremmo recuperato ben più del famoso 5,4% dell'anno scorso o piuttosto dell'8,5% dell'anno ancora precedente. Ecco, per noi è importante questo. Poi è chiaro, ripeto e lascio la parola al collega, le pensioni si inseriscono in quel meccanismo della legge finanziaria che qualcuno ricorderà che ne abbiamo parlato tante volte anche qua. Al di là delle vane promesse non c'è la riforma delle pensioni, ci sono ancora i discorsi sulle quote 100, 102, 103, sapendo che oggi a fatto compiuto abbiamo visto che chi è uscito con quella maniera, molta gente ci ha rimesso, non tutti, ma molta gente ci ha rimesso, la riforma non c'è ancora e stiamo discutendo di tutte queste cose. Noi approfondendo, la dico così, la politica facendo promesse elettorali, ma le riforme non sono state fatte e mi permetto purtroppo di dire che molte volte, io stesso l'ho detto qua, non succederà niente e anche questa volta non è successo. Ai noi, ai noi. Allora, andiamo un po' nello specifico. Innanzitutto, dando quasi per certo che venga approvata in questi termini la legge di stabilità di bilancio, quello che è, quindi col 2025 si dovrebbe partire. Che cosa succederà? Allora, ad oggi la certezza viene data dalla perequazione, che comunque è già stato pubblicato il decreto del calcolo dell'inflazione. Perequazione, spieghiamo cos'è. La perequazione è l'aumento automatico che tutte le pensioni avranno a partire dal 1° gennaio in funzione di quello che è il calcolo dell'inflazione media ad ottobre di quest'anno. Che però è stata bloccata per un certo periodo. No? Non è che viene bloccata, nel senso che è diminuita talmente tanto, come diceva il segretario. Certo. Ed essendo diminuita, mentre negli anni precedenti, per fortuna diciamo che è diminuita l'inflazione, però dall'altro lato crea il problema della pochezza poi di quello che viene fuori, mentre negli anni precedenti dove l'inflazione era molto più elevata c'è stato un aumento più consistente, certo. 5,4 l'anno scorso, 8,1 nel 2023, per cui importi diciamo e percentuali a. Quest'anno è lo 0,8, questo che cosa determina? Che quando andiamo a vedere esattamente quali sono le cifre che soprattutto le pensioni più basse fino a 2.300 euro che hanno la copertura del 100% lorde, sempre parliamo di lordo perché la tassazione la lasciamo da parte, vediamo che questa, chiamiamola così, rivalutazione determinerà aumenti che sono diciamo da 10 euro a 20 euro a 25 euro, sempre lordi, per cui probabilmente qualcuno arriccerà il naso, ma questo è un automatismo. Qui interviene la legge di bilancio che è in discussione in questo momento in Parlamento, che dovrebbe, così come previsto, dare un'ulteriore percentuale di circa il 2,2% sulle pensioni minime, che comunque si traduce in un incremento che va fino a 613 euro, cioè passa da 598 a 613 che euro. Non è che facciamo. Poi, però parliamo di percentuali che vanno a essere calate su importi che già di per sé sono bassi. Così come diceva il collega, se noi non infatti vediamo la ragioniamo... slide successiva, eccola qua. Nella slide qua. successiva, come vedete, 598 euro, l'aumento che ne verrebbe... che è la seconda riga praticamente dall'alto. Sì, dello 0,8 è di 4,79 euro, che porterebbe la pensione minima di quest'anno, legale, quella che comunque è la base su cui poi vengono calcolate tutte le altre pensioni, a 603 euro. Cioè l'importo che ne viene fuori è un importo che la gente quando lo vede giustamente si arrabbia in qualche maniera. Certo. Su questo il governo cosa dice? No, mentre, un attimo solo per capirci, la pensione di 2024 di 1.795 lordi?
Sì. 2024 di premio di 1.795 euro, passerebbe a 1.810, giusto? Ma questa è sempre inserita in una copertura del 100% di quello che è il calcolo, nel senso che siccome il rapporto è sulla pensione minima 598,61 Sì. su 4 volte il minimo che arriva a 2.394, gli aumenti sono del 100%, inteso 0,8 al 100%, però che cosa determina? A 2.394 euro, che sarebbe 4 volte il minimo, l'aumento diventa di 19 euro lordi, perché sì, comunque è sempre solo e soltanto lo 0,8. Certo. Non c'è altro da questo punto di vista. Chiaro. E Perché l'inflazione è bassa. Perché l'inflazione è bassa. Allora, l'inflazione è bassa, i costi dicono che sono ridotti, però nei 2 anni precedenti c'è stato quello che è stato. L'inflazione automatica stabilita dalla legge diventa, la copertura diventa per 2.394 euro 19,6. Per le cifre superiori cominciano un ulteriore calo rispetto a questo 0,8, per cui c'è un calo del 90 fino a 5 volte il minimo, poi 6 volte il minimo, scende al 75 e gli importi si aggirano intorno tutti ai 20 euro. Parliamo di queste cifre che vedremo sui cedolini degli stipendi a partire da gennaio di quest'anno per tutte le pensioni. Questo perché con la discussione che siamo riusciti a portare a casa, comunque si ripristina un vecchio meccanismo in cui il décalage rispetto alle cifre più alte delle pensioni non è così violento come è stato, e uso la parola violenza, come è stato negli anni passati, nei 2 anni precedenti, dove a fronte di inflazione realmente elevate, quelle pensioni lorde che superavano quella cifra avevano abbattimenti di oltre il 50% dell'aumento. Per fare un esempio, qualche pensione andiamo da 2.500 a 3.000 euro lordi, che sono delle belle pensioni, nessuno lo mette in dubbio. Queste persone, con la modifica che era stata fatta negli anni precedenti, hanno perso almeno 1.000 euro l'anno di pensione, ma l'hanno perso per sempre, per tutta la loro vita, e nel futuro eventuali incrementi su questa cifra non ci saranno mai più. È stato un danno che negli anni 2023-2024 ha portato il governo a recuperare quasi 7 miliardi di euro solo da queste pensioni, che in Veneto rappresentano solo il 23%, per esempio, rispetto al 70% di cui si diceva prima. Ma il 70% cade in tutta quella massa di gente che comunque prende già poco per poter vivere tranquillamente. Certo. Politicamente, segretario Pecoraro, su questo punto voi siete riusciti a intervenire, oppure dice tanto comunque intervento la coperta è così corta che è già buono che ci sia adesso questo provvedimento che in passato invece... Guardi, sarebbe facile agitare, come dire, le difficoltà che ci sono. Noi abbiamo fatto una scelta che riteniamo ponderata, al di là di responsabile, di rimanere nei tavoli di trattativa con questo governo, ma ripeto con i precedenti governi, sapendo che le difficoltà non vanno nascoste né vanno eliminate. La realtà è diversa, cioè noi non possiamo fare la politica legata ai meccanismi di una votazione elettorale. Noi dobbiamo tentare di spiegare alla gente, alla nostra gente, quello che abbiamo davanti in realtà e quello che possiamo fare davvero prioritariamente senza fare voli pindarici. Poi è evidente, e siamo i primi noi a dirlo, che ci sarebbe bisogno di sistemare di qua, di fare di là, di fare altrettanto, però restando nella realtà il nostro percorso è inequivocabile e non si può fare altro, è quello di restare nei tavoli col governo a trattare per riuscire a modificare anche quelle piccole cose. Il mio collega, ma io stesso prima, citavamo, sono parole un po' astruse, ma citavamo il ripristino delle 3 fasce del governo Draghi. Se fossimo di fronte a un meccanismo di inflazione alta, il fatto di dire che ti do il 100% fino a un certo punto
e questa volta ti ritorno da un punto in su il 90% e il 75%, è una bella differenza solo dall'anno scorso, quando diventava fino al 40%, perché le fasce erano molto ampie. La verità vera è che noi scontiamo anni di perdite nelle discussioni con i governi e scontiamo... Nonostante magari i governi avrebbero dovuto essere più... Ma il problema vero, il problema vero è quello che è di difficile soluzione, perché si rimane nei principi o nelle voglie, cioè è facile dire bisogna che tutti paghino le tasse, però poi cosa facciamo? Certo, no, infatti non facciamo speculazioni. Entriamo di nuovo a gamba tesa sulla tematica, però dopo la pubblicità, quindi tra poco restate sempre con noi.